Peppe Neddu sti fatti ne sapeva, ogni mattina iva e lavorava, ma da giornata non si la sentiva, pari cu sentimento la passava. Difatti da mattina capitavo, una pattuglia Peppe si imbattivo, e appena vitte si sparruavo, gridendo fu scoperto sa fu io. Per sto motivo i carabinieri vi renda cosa senza sospettire, e così tra le bosche e li sentieri a correre da presso non seguire. Ma la speranza è l'ultima che muore, e Peppi ancora ce la pote fare. Ma troppo nero este lo soccorri, sulla Maronna lo pote salvare. E così Peppe Neddu sfortunato, fuyendo da due loco sconosciuto, non vitte in terra lo filo spanato, così cadio e si vitte perduto. Quando c'è di mezzo a mala sorti, i cosi dritti vanno sempre storti, e Peppe Musolino sfortunato, da lì carabinieri è catturato. Di certo Peppi se fosse salvato, se do momento non aveva fuiuto. Di fatto maresciallo che lo interrogava, tutta storia Peppi non la sapeva. Ma quando perquisio, da sacchetta ci trovava una letteretta che contava tutto lo suo gran cammino. Sta letteretta scritta per famiglia, ogni speranza fece mi s'assottiglia. E così, riconosciuto Peppi, lo grande briganti, fu rinchiuso in galera sull'istante. Si partivano brigateri, a Musolino mi vai a prelevare, un battaglione di carabinieri, pure di l'Aspromonte per scortare, a Catanzaro carcere portato, rinchiuso in tanacella assai speciali, e Musolino ormai è rassegnato, lo so ma lo destino fu fatale. E Musolino ormai è rassegnato, lo so ma lo destino fu fatale.